operatori del settore turistico, culturale, insieme con lo scopo di pensare qualche cosa di utile. Bisogna cambiare la mentalità, bisogna andare a costruire le cose. Ho colto un embrione molto, molto fertile, molto desideroso di far capire cos'è il distretto culturale nuorese. Passare da un approccio competitivo a un approccio collaborativo, l'evoluzione è lì. La strada è questa, assolutamente. Innanzitutto da questo esperimento speriamo che poi venga fuori un progetto, qualcosa che possa crescere. Il compito è di rigenerare le comunità per fare lo sviluppo, perché se le comunità non vengono rigenerate non c'è neanche lo sviluppo. Si è cercato di coinvolgere gli operatori locali in un progetto di creazione di nuovi modelli di attrattività e accoglienza, che vuol dire strutturarsi in maniera integrata per offrire qualcosa di attrattivo per il nostro territorio, cioè lavorare proprio sulla destinazione. 2 giorni intensi di lavoro dove vari operatori del territorio sono stati portati in un contenitore che è l'aula. Abbiamo avuto opportunità di conoscerci, di confrontarci, di condividere le esperienze e le problematiche che assillano il nostro territorio e le nostre attività. Prima si è partiti su una base teorica, quindi capire anche i termini, terminologie varie. Poi si è passati alla pratica sulla fase della progettazione. Gli operatori hanno avuto modo di potersi confrontare anche con una metodologia performante, abbiamo ottimizzato i tempi, diciamo che può essere un primo passo per l'evoluzione del club di prodotto. Ritengo che sia un bel esempio, una buona prassi di iniziativa da parte di un'organizzazione come Confcooperative Nuoro, che ha promosso una cosa concreta per le imprese e per massimizzare, diciamo, il business delle imprese con un occhio però al territorio. Noi abbiamo tanti elementi, tante attrattive, come abbiamo analizzato in questi giorni, che vengono sfruttate poco, per colpa nostra in primis, proprio perché tendiamo a guardare più che altro al nostro orticello. Il nostro motto è la comunità che diventa impresa, e nella comunità non ci sono solo le cooperative, ma ci sono le singole persone, le imprese profit, tutti coloro che vogliono lavorare in maniera collettiva, indipendentemente da quella che è la forma giuridica. Noi lavoriamo molto sullo sviluppo locale utilizzando metodologie certificate, siamo esperti di alcuni contenuti, quindi ambiente, turismo e cooperazione fondamentalmente, accompagniamo i gruppi alla costruzione di significati congiunti, quindi mettiamo insieme le persone, le facciamo ragionare, e la qualità del lavoro, oltre chiaramente alla facilitazione, è soprattutto determinata dalla qualità delle teste, e in questa occasione la qualità era molto alta. Avevamo degli attori importanti del sistema ricettivo, del sistema turistico, culturale, avevamo le nostre cooperative, ma avevamo tanti altri soggetti che insieme, devo dire, hanno dato dimostrazione di essere competenti e di avere una gran voglia di fare sistema. Reputo questa esperienza formativa molto interessante dal punto di vista delle connessioni tra le aziende.
Quindi se io conosco un'altra azienda so cosa presentare. La rete serve per questo, le imprese quando si conoscono, si confrontano, si scornano, anche perché è giusto dibattere e condividere le idee per creare qualcosa di nuovo. E noi per primi, è molto banale, lo dico spesso, ma insomma non ci riusciamo a vendere da soli, e soprattutto il turista che arriva dalle nostre parti ti chiede, vuole sapere di più di quello che c'è da fare, e a volte siamo noi proprio a non conoscerci fra i vari attori, quindi un sistema di rete mi aiuta a conoscere gli altri, ma mi aiuta anche a dare quel servizio in più al cliente, al turista, al visitatore, e poi magari a convincerlo a essere lui tornato a casa a far conoscere il nostro mondo, come dire, fra virgolette, abbiamo detto nel percorso, a evangelizzare la comunicazione del distretto culturale nuorese. Abbiamo bisogno di condividere esperienze, di conoscerci, di metterci a sistema e di dialogare tra noi, tra i diversi operatori, non solo di un unico settore, ma di tutti i settori. Bisogna essere capaci di fare sistema, bisogna essere innovativi nel proporlo, intanto nel farci conoscere, cioè far capire che c'è questa opportunità, non rifarsi necessariamente a schemi anche di sviluppo turistico che non sono magari nostri, non sono adatti alla Sardegna. È un progetto che si incastra alla perfezione in quello che è il più ampio progetto del distretto culturale del Nuorese. Le imprese, le comunità sono loro i primi deputati a far sì che questo distretto diventi un progetto turistico-culturale. C'è stato un approccio dal basso, quindi una modalità partecipativa dove erano gli attori locali i protagonisti di questi 2 giorni di workshop. Mi sembra anche una bellissima provocazione che questa cosa possa partire da un territorio che in qualche modo è visto come territorio, diciamo nella visione complessiva della Sardegna, come territorio magari anche marginale se vogliamo, invece può essere capace di dare risposte a se stesso. Siamo operatori del territorio che vogliono credere nella crescita del proprio territorio. Una cosa che forse è mancata è magari la presenza di responsabili amministratori pubblici, ecco, che comunque avrebbero potuto dare un piccolo contributo alla discussione. Questo è un progetto di Confcooperative Nuoro-Ogliastra, ma per noi è stato molto importante far capire che cos'è il modello cooperativo, indipendentemente dall'essere o non essere cooperativa. Bisognerebbe lavorare proprio nella realizzazione del modello, fatto in maniera corretta chiaramente, andando in questa direzione comunque di progettazione collettiva e di organizzazione della destinazione, insomma. Mi aspetto che sia il primo appuntamento di un percorso lungo che ci porti appunto alla costruzione di qualcosa di buono per tutta la comunità, non solo per noi operatori, ecco, perché se cresciamo noi operatori cresce la comunità e tutto l'indotto. La logica è stata un po' questa, non del workshop, permettetemi, passivo, cioè è stata proprio dire se vogliamo fare qualcosa facciamo adesso, ci sono degli strumenti che la Camera di Commercio ci aiuta a mettere, che ci dà in mano adesso, se volete utilizziamoli, se no rimaniamo tutti fermi ai blocchi di partenza, quindi è stato tracciato intanto un fine percorso e abbiamo anche la velleità di dire che proveremo a fare delle azioni e a trasferire delle idee e a farle diventare pratiche, che era questo un po' il senso dell'incontro. È andata molto bene perché gli operatori sono pieni di passione e di idee, abbiamo costruito anche un piccolo piano d'azione che sarà immediatamente cantierabile, quindi ci aspettiamo con la presentazione del 21 in Camera di Commercio che prenda immediatamente piede il pensiero di concretezza che gli operatori hanno definito durante la 2 giorni. Andremo a proporre questo progetto in altri territori, però dobbiamo avere un obiettivo. In questo progetto l'obiettivo era il distretto culturale, in altri territori che obiettivo ci poniamo? Penso ad esempio alla Baronia, al Marghine, cioè dobbiamo avere un'idea di sviluppo.